Questo programma è offerto da Despar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni, il valore della scelta. Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del lunedì, del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Ovviamente queste puntate ormai da 3 mesi sono dedicate a questo maledetto virus che sembra stia lentamente scomparendo, auguriamoci che sia una cosa anche definitiva, anche se qualcuno mette in dubbio questo, quando arriverà appunto l'autunno, però speriamo che sbaglino, mettiamola così. E noi questa sera invece, dopo abbiamo affrontato tantissimi problemi, affronteremo i problemi delle riaperture delle palestre, delle piscine, dei centri termali, insomma di vedere com'è la situazione. Siamo andati nelle palestre, siamo andati nelle piscine, come sono predisposte per questa nuova apertura con tutte le norme di sicurezza, con i vari protocolli, insomma seguiteci perché avremo molte cose da dirvi e voi da casa potete ovviamente interagire con noi facendo delle domande o mandando i messaggi. Con Diego Bonavina, assessore allo sport di Padova, grazie Diego di essere con noi. Grazie. Saluto il presidente Emanuele Boaretto, presidente Federalberghi delle Terme, grazie. Buonasera. Grazie a Fabio Cremonese, presidente della Pallavolo Padova. Buonasera. E grazie, è sempre un piacere averlo con noi, Gianfranco Bardelle, presidente del CONI Veneto, che buonasera. È sempre sulla cresta dell'onda, ogni volta ci dice no, noi invece sempre tenace, forte, e ha cambiato completamente il CONI. Quindi davvero grazie a tutti di essere qui con noi questa sera. Ovviamente parleremo anche della novità che ci sarà alle 22:30, quando gli americani dopo 10 anni ritornano per merito di un privato che ha finanziato questo progetto su nella navicella spaziale, per poi un giorno ritornare sulla Luna, per poi andare su Marte. Insomma, vi faremo vedere in diretta anche questo evento straordinario, quindi rimanete con noi. E saluto anche Elisabetta Corazza in redazione. Buonasera Elisabetta. Buonasera a te Giorgio, benvenuti ai nostri ospiti e a chi ci segue da casa. Qui ricordo che possono partecipare attivamente al programma, possono telefonarci al numero 049 80 777 53 oppure possono scriverci le domande che vogliono rivolgere ai nostri ospiti al numero 345 3341 171. Bene Elisabetta, andiamo invece all'altra parte della redazione dove c'è Denis Marà, che lui non vuole comparire, però c'è dietro le quinte. Denis. Buonasera, buonasera anche da parte mia, che come di consueto insomma comincio con i dati nazionali, quelli emessi nella serata di oggi dalla Protezione Civile. 231.139 ad oggi i casi totali nel nostro paese, un incremento di 584 unità, i malati sono attualmente 50.966, quindi 1.976 in meno nel corso dell'ultima giornata, i guariti 147.101 nell'ultimo giorno, 2.443, e anche purtroppo 117 nuovi decessi che fanno salire il dato totale a 33.072. Cominciamo a vedere anche i dati del Veneto, emessi anche questi in serata. 19.117 casi totali, quindi solo 4 nuovi in più nella giornata di oggi, i malati 97 in meno, quindi 2.190 totali, i ricoverati 434 in area non critica e 34 in terapia intensiva, i dimessi 8 nella giornata odierna, 3.326 totale, e 3 deceduti che fanno salire anche qui il dato totale a 1.898. Allora facciamo così Denis, andiamo con ordine, perché questa sera, come dicevamo, parliamo delle riaperture delle palestre, le aperture delle piscine, dove ovviamente ci sono state molte discussioni per quanto riguarda le normative, i protocolli per poter ritornare a praticare lo sport in questi luoghi. Allora facciamo così, iniziamo nel parlare per quanto riguarda le palestre. Se facciamo vedere le linee guida, Denis, che il governo ha emanato proprio per frequentare queste palestre, me le puoi far vedere così in video, così andiamo anche a leggere? Ecco qui. Vabbè, io così proprio non le leggo perché già la distanza non mi sembra. Le leggi tu Denis? E infatti sono qui in tuo supporto. No, perché insomma sono, come vedete, già un protocollo veramente molto complesso con moltissime norme. Noi abbiamo riassunto insomma
qui le abbiamo divise per macro aree, vedete appunto quelle che riguardano le palestre, informare innanzitutto, questo è un compito dei gestori, sulle misure di prevenzione all'interno del centro, e poi redigere un programma delle attività il più possibile pianificato e regolamentare gli accessi alle strutture. È fatta possibilità, insomma non è un obbligo, ma è ovviamente caldeggiato, di rilevare la temperatura corporea ai clienti, e poi spogliatoi e docce vanno organizzati per garantire la distanza minima di 1 metro. La distanza di 1 metro va rispettata quando non si svolge attività fisica, mentre durante l'attività fisica la distanza che va garantita è quella di 2 metri. E poi ancora devono essere messe a disposizione soluzioni idroalcoliche, quindi i classici dispenser di gel che vediamo ormai più o meno ovunque, disinfettare macchinari e attrezzi dopo ogni utilizzo, non usare attrezzi e macchinari che non possono essere disinfettati, che quindi devono essere messi a riposo, disinfettare ambienti, attrezzi e macchine, questo sempre a fine giornata. E poi andiamo avanti ancora perché ce ne sono ancora delle altre: non condividere borracce, bicchieri e bottiglia, e non scambiare asciugamani e accappatoi, insomma, tra i clienti, utilizzare apposite calzature, quindi solo per l'accesso, diciamo, alla palestra, e poi riporre indumenti e oggetti personali dentro la propria borsa ed evitare l'uso promiscuo dei vari armadietti che ci sono negli spogliatoi. Infine, rispettare precise indicazioni per il microclima, chiedo scusa, garantire adeguati ricambi d'aria. Tutte queste precise indicazioni sul microclima sono ovviamente specificate tutte nel protocollo. Noi ovviamente, visto che sono molto tecniche, vi abbiamo riassunto solo la regola basilare, diciamo. Bene, allora poi ovviamente lo stesso protocollo lo faremo vedere quando parleremo anche delle piscine. Allora iniziamo, perché questa sera abbiamo l'assessore allo sport di Padova, quindi è uno che le palestre le vede praticamente spesso, quindi ci dirà le condizioni, se sono pronte per rispettare tutti i protocolli. Poi abbiamo Fabio Cremonese che, essendo il presidente della pallavolo, è praticamente il gestore della palestra o palazzetto più importante che c'è a Padova. Si ha predisposto tutti i protocolli di sicurezza anche per quanto riguarda quel tipo di palazzetto. Allora inizio con te, Dio, prima di andare a vedere. Poi siamo andati oggi in una palestra, l'Atletico di Silvio Martinello, e lui ha detto, ci ha fatto vedere com'è la situazione, è molto organizzata. Ha detto bisogna stare attenti perché ci sono molte palestre che non attuano tutti i protocolli che dovrebbero essere praticati. La domanda che ti faccio, Dio, è questa: chi controllerà tutte queste palestre che sono a Padova perché siano in sicurezza? Allora, intanto grazie Giorgio di affrontare un argomento molto importante. Tante volte ci dimentichiamo dell'importanza dello sport, ci dimentichiamo di quante persone sono interessate a questo argomento. A Padova abbiamo 900 associazioni sportive, facendo una media di un centinaio di tesserati per ogni associazione sportiva. Partiamo dalla Pallavolo Padova che ne ha 1000, però facendo una media di 100 tesserati per ogni associazione sportiva vuol dire che stiamo parlando di 90.000 persone su 205.000 abitanti a Padova. Calcoliamo una mamma, un papà interessato, calcoliamo un fratello, calcoliamo una compagna, un'amorosa o un moroso, vuol dire che così butto là il 50% della popolazione padovana, e ovviamente parlo di Padova solo, ma in tutte le altre città è la stessa identica cosa, vuol dire che sono toccate da questo argomento. E tante volte ci dimentichiamo di questo argomento, ce ne occupiamo soltanto in determinate situazioni. Io sono molto critico, Giorgio, sono molto critico perché queste linee guida che abbiamo visto, che sono state giustamente spiegate inizialmente molto complesse, diciamo che sono state molto snellite rispetto a quelle che c'erano inizialmente. Quelle che c'erano inizialmente praticamente dicevano che era impossibile fare l'attività fisica, impossibile. Oggi è difficilissimo. Io mi sono un po' stancato di sentir dire da Roma a Palermo, a Venezia, a Milano è tutto aperto. Non è vero, non è vero. Noi abbiamo una situazione nello sport che è difficilissima, ci sono delle prescrizioni che è difficilissimo da rispettare, ce ne sono pochi che sono in grado di farlo. Abbiamo un palazzetto dello sport, il Palachioene qui a Padova, che è sicuramente il più importante che c'è a Padova, ma è uno dei più importanti che c'è nella regione e anche in Italia. E il palazzetto dello sport probabilmente verrà utilizzato per ospitare concorsi, ospitare altre attività che non sono lo sport. Di questo dobbiamo fare una riflessione, dobbiamo capire dove vogliamo andare,
dove vogliamo capire se vogliamo aiutare lo sport in qualche modo, fermo restando, io non dimentico e parto sempre da quello, che la sicurezza degli atleti va prima di tutto. Però almeno dobbiamo essere bravi a non prendere in giro la gente, perché non tutti sono stupidi a dire è tutto aperto, perché non è così. La realtà è completamente diversa. Quando il palazzetto, il Chioene, il palazzetto della pallavolo è predisposto per concorsi o altre cose che non possono praticare che non fanno l'attività sportiva, perché quando parli che è ripresa tutta l'attività, tu calcola che, a parte il fatto che sono sospesi tutti i campionati tranne quello di calcio, no? Sono sospesi, quindi tu faresti dell'attività, in questo momento sono sospese le manifestazioni sportive, gli eventi sportivi, gli sport di squadra sono consentiti mantenendo la distanza di 2 metri. Per scusa Dio se ti interrompo, nelle palestre ci sono anche gli amatori che vanno a fare ogni giorno le ore quotidiane, donne, uomini, allora, bambini. È chiaro che queste linee guida valgono per il Palachioene, dove si allena la pallavolo Padova, ma dove si allena o gioca la Virtus Basket, dove ci sono tante attività, ma chiaro che valgono anche per la palestra di fitness piuttosto che la palestra dove si fanno arti marziali. Ma tu devi partire dal presupposto che quando si dice che è aperto tutto, gli sport di squadra non sono aperti, perché non ci sono squadre di pallavolo che si stanno allenando, non ci sono squadre di basket che si stanno allenando, perché tu, mantenendo la distanza di 2 metri, passami una battuta, Giorgio, se fosse possibile tornerei a giocare anch'io. Forse alla mia età adesso, se mi danno la possibilità che il mio avversario sta a 2 metri di distanza, forse posso giocare adesso. Fermo lì, perché, scusami, perché abbiamo collegato anche il deputato di Forza Italia Marco Marin, che ovviamente è un atleta che ha fatto le Olimpiadi, lo conoscete tutti, quindi è ovviamente giusto farlo intervenire ovviamente per quanto riguarda questo tema. Saluto Marco Marin, grazie Marin di essere con noi. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Ecco, prego. No, quindi ecco, stavo dicendo, dopodiché se vai nello specifico, ti ripeto, le palestre che ospitano gli sport di squadra non hanno cominciato a fare alcun tipo di attività. Hanno ripreso le palestre in cui si fa fitness con mille problematiche, perché se tu pensi che ogni volta che io utilizzo uno strumento devo pulire il mio strumento, devo utilizzare tutta una serie di procedure, capisci che è difficile, anche se ci sono delle palestre, e qua ringrazio tutti quelli che gestiscono questo tipo di attività, che si sono dati da fare. Scusami Diego, finito, ci sarebbe tanto da dire. Abbiamo 2 ore e mezza di trasmissione, quindi abbiamo la possibilità di parlarne anche in maniera più approfondita. Il ragionamento che fa Diego Bonavina è un ragionamento corretto, Gianfranco Bardelle? Sono d'accordo in pieno al 100%, però voglio dire 2 cose. Prima di tutto, chi ci ascolta, ringraziare tutte le società sportive che hanno avuto il coraggio di impegnarsi ad aprire la palestra con le normative che sono state date. Ma non sono tutte, sono una minima parte, come ha detto l'assessore. Sono coraggiosi che si sono impegnati, hanno investito anche soldi, sono tutte società sportive che lo fanno per lo sport, hanno investito soldi perché è molto costoso riaprire con le norme. Io devo anche dire che quelle venute da Roma impedivano il 100%. Diciamo che come sono state cambiate nel Veneto, che ha guardato con la massima attenzione non solo per lo sport ma per tutti i settori, le ha adeguate a una apertura graduale, eccetera. Certamente dobbiamo aspettarci anche che molte società sportive, Padova, nel Veneto, non avranno la forza di sopravvivere. Perché ma poi questo ne parliamo, Gianfranco, della sopravvivenza, perché quindi, è un'altra tematica importante ovviamente. Perché sono stati promessi soldi a livello nazionale, eccetera, per la sanificazione, però non li abbiamo ancora visti. Queste società che gestiscono impianti hanno bisogno in questo momento reale di avere un aiuto importante, ecco, allora, e non lasciare solo ai comuni la responsabilità. Io ho parlato col presidente Conte di Treviso dell'ANCI, certamente i comuni sono molto
sono stati molto vicini al mondo dello sport, però non possono anche loro essere lasciati soli e che risolvano i problemi. Tutti i problemi, perché ce ne sono moltissimi. Poi Gianfranco Bardelli parleremo sì. ovviamente anche del problema economico, perché come tante aziende ovviamente anche quelle che hanno le palestre Esatto. qualcuna chiuderà. Marco Marin, ma al governo quando uno fa un protocollo, una linea di condotta per determinate attività sportive, non chiama qualcuno che conosce veramente come funzionano le cose per farle funzionare nel verso giusto, oppure prima bisogna fare un protocollo come diceva Diego Bonavina, poi viene cambiato, poi viene ricambiato per soddisfare le esigenze di tutte le parti? Non è che si possa fare un tavolo e si può fare un ragionamento subito dall'inizio in modo tale che chi vuole riaprire, chi ha le possibilità di aprire ha le idee chiare? Guarda, il problema intanto io non vorrei partire dai protocolli, vorrei partire da una cosa molto più semplice e molto più immediata. Il sistema dello sport italiano si regge sulle società sportive dilettantistiche, tutti gli sport. Il calcio ha 1.300.000 tesserati circa, io sono amico di Gabriele Gravina che sento spesso e sono amico anche di Cosimo Sibiglia che è il presidente della Lega Dilettanti che ha 1.100.000 tesserati. Queste società sportive dilettantistiche oggi in Italia sono in ginocchio. Il problema non è di avere il protocollo, il problema è che possano riaprire queste società. Perché come tu sai bene, essendo uomo di sport, come Bardella sa bene, essendo uomo di sport, come sa bene Bonavina, io cito quelli che ho visto essendo uomo di sport, lo sport italiano vive sul volontariato, la passione e il merito. Merito perché vincono i più bravi e chi è meno bravo impara a perdere e che vince qualcun altro. La passione perché sono tutti dirigenti sportivi che oggi non sono in grado di mettere risorse, di andare in giro a accompagnare i ragazzi, non ci sono neanche le gare, ma perché con la crisi economica che c'è si riverbera anche naturalmente sullo sport per la proprietà transitiva e sul volontariato perché sono quasi tutti volontari, poi c'è anche chi lavora nello sport, lo vediamo dopo rispetto al governo. No? Allora cosa servirebbe fare? Siccome lo sport ha una valenza sociale ed educativa, perché se i ragazzi non vanno in palestra al pomeriggio, dove vanno? Io parlavo con Giuseppe Bagnale oggi, se non vanno in palestra, se non vanno a remare a colpi di canoa, col canottaggio a Castellammare di Stabia, a Bagnale, campione olimpico, lo ricordo oggi, presidente della federazione canottaggio, dove vanno? In piazza? Con i rischi che ci sono naturalmente, o è meglio che facciano sport dopo aver studiato o per stati a scuola? Ha valore educativo perché ti insegna a stare con gli altri, sanitario perché di prevenzione, pensa all'obesità, quanti miliardi all'anno? 6, spende lo Stato italiano per le malattie cardiovascolari, l'obesità, quindi che lo sport combatte, no? Allora io dico, se il governo volesse fare qualcosa, purtroppo Spadafora, io lo dico a te perché l'ho detto in aula a lui la settimana scorsa, quindi posso essere diretto, non è un uomo di sport, di questo credo che non sia mai entrato in una società sportiva, nella sua vita in un'associazione sportiva, mai, proprio mai, non ha idea di cosa parliamo. Me avesse messo, come gli ho chiesto io con un emendamento, prima al Curitalia e poi al decreto liquidità, 200 milioni di euro per le società sportive dilettantistiche per gli 8 mesi che ci sono, queste società starebbero in piedi. Voglio dire che il Cura Italia è stato un provvedimento da 30 miliardi, e il decreto liquidità è da 55 miliardi, quindi questo governo mette 85 miliardi e non trova 200 milioni, che sono lo 0,2-0,3% per lo sport italiano. È gravissimo. Allora ho spiegato a Spadafora che o lui non conta niente, oppure è Conte che non gli dà, perché se lui non conta niente in Consiglio dei Ministri è meglio che si dimetta. Se invece lui conta e non glieli danno, che faccia qualcosa, batta il pugno sul tavolo, perché ripeto, 200 milioni permetterebbero a città sportive di Padova, perché io sono padovano e voglio bene e parlo naturalmente con città sportive, che magari si devono unire la società di Scherma piuttosto che di baseball, di ginnastica con Campo d'Arsico piuttosto che Campo San Piero, società storiche, perché non ce la fanno più andare avanti, devono unire le spese per spendere meno e devono avere i costi divisi fra una dirigenza, no? Permetterebbe a queste società di continuare, di andare avanti, e il governo non può dimenticare questa realtà. Aver messo 50 milioni per i collaboratori sportivi, oggi abbiamo visto che ne servono anche lì 200, io gliene avevo chiesti 200. I collaboratori sportivi, vedete, lo sport è come un negozio, se un negozio chiude il commesso non può andare a lavorare, se un'impresa chiude il dipendente non va a lavorare, e se chiude un'associazione sportiva, e dove va a lavorare il collaboratore sportivo? Da nessuna parte, perché sono chiuse. No, allora io direi, adesso ti dico anche del protocollo, servono soldi immediati, le parole stanno a zero, servono soldi immediati per aiutare
tutte le società sportive, i gestori degli impianti, voi sapete perché avete seguito che il Cura Italia dice che hanno rimandato il pagamento al 30 aprile. Adesso con il decreto liquidità si va al 30 maggio, ma non basta. Le società sportive non stanno incassando nulla, perché i ragazzi non pagano rente, le famiglie, bisogna bloccarli quei pagamenti. Certo, però Marco Marini, il concetto è che quando uno Stato mette a disposizione 85 miliardi, che è una cifra, sono 4 finanziari, una cifra stratosferica, ovviamente deve accontentare molte parti, è chiaro che magari qualche parte verrà penalizzata rispetto a altre. Io sono scrivo in termine il concetto importante che dici. Vuol dire che il governo italiano, che questo governo pensa che lo sport italiano, neanche le briciole, non è un figlio di Dio minore da briciole. Ecco, però 200 milioni, il 10% di 85 miliardi sono 8 miliardi e mezzo. Il 1 miliardo o l'1% sono 850 milioni, vuol dire che non ha lo 0,25 per questo mondo sportivo. Però Marco Marini, le cose non sono... È vero, però Marco Marini, le cose non sono casuali. Quando mi fai un ragionamento, ti do del tu perché siamo amici, ci conosciamo tutti, quando mi fai un ragionamento corretto e dici questo governo dedica pochi soldi allo sport, quindi vuol dire che trascura lo sport, che è una base fondamentale per uno Stato, e mi trovo d'accordo, io ti ricordo che tutti i governi precedenti hanno diciamo, lo sport messo da parte, perché se la cultura in Italia fosse diversa e lo Stato italiano avesse in qualsiasi governo politico aiutato di più lo sport, avesse tramandato questa educazione, io credo che anche oggi quello che era stato tramandato sarebbe venuto e avrebbe dato i propri frutti. Cioè voglio dirti, scusa Marco, termino, io ricordo, perché non sono più giovane, io ricordo che lo Stato italiano ha sempre messo per ultimo in un angolino lo sport, anche quando le cose andavano bene, e ti faccio un esempio, dagli impianti sportivi, se ricordiamo, lo dico e lo ripeto 1000 volte, che l'Italia è un paese dove lo sport popolare di base è il calcio, e noi, la nazione Italia, non ha uno stadio dedicato solo al calcio nella capitale. Parti da lì che i nostri governi, nella lunga gestione della prima, seconda, terza, quarta Repubblica, lo sport non l'ha mai considerato un'eccellenza, cosa per me gravissima, e oggi ne è la conseguenza. Sono d'accordo. Hai detto tu che adesso sono stati fatti in 2 mesi, 2 mesi e mezzo, 2 provvedimenti che sono 4 finanziari, adesso arriva il rilancio, a parte che nomen perché non stanno facendo nulla, ma questa è politica generale, non voglio entrarci stasera. È anche vero che sono momenti particolari, questa è un'emergenza vera, non si sono mai spesi, il governo italiano non ha mai tirato fuori, oggi arrivano il recovery fund, come hai visto dall'Europa, no? Potrei dirti una battaglia nostra, non voglio dire questo, arrivano quanti? Centinaia di miliardi, non ci sono i soldi per lo sport. In 85 miliardi in un momento di emergenza non voglio guardare indietro, io sono abituato a guardare avanti nella vita. Io dico che Spadafora è incapace di sapere cos'è lo sport, è la persona meno adatta per essere lì, e sta facendo una serie di danni notevoli, perché 200 milioni il governo e Conte, il premier, ti dico di più, il calcio, Conte l'avvocato a sé, siccome io parlo, ripeto, con quelli del calcio. Il calcio, Spadafora non usciva e Conte l'avvocato a sé, perché se no la Serie A non ripartirebbe. Adesso vediamo cosa succede con il calcio, naturalmente. Ma ripeto, non ripartirebbero. Se era per Spadafora la porta era già chiusa. Invece io dico, il calcio, e trovo giuste le parole di Gravina, ha detto lui, io non mi ricordo, ha avuto il diritto e il dovere, non solo il diritto, anche il dovere di provare a ripartire. Per 2 motivi. 1, perché è un fenomeno sociale importantissimo nel nostro paese. 2, perché è un'azienda, un'impresa importante esattamente come le altre, e quindi deve mettere a disposizione, fatta salva che la stella polare di tutte le persone di buonsenso, che sono sicuramente, li vedo, molti li conosco, sono nel tuo studio, la stella polare è la salute di tutte le persone, no? Certo. Stiamo combattendo una guerra difficilissima, la stella polare cerchiamo di stare bene. Detto questo, bisogna cercare di riaprire. Bisogna cercare di riaprire lo sport per la valenza che ha, anche se capisco che lo sport è un settore particolarmente colpito, ma se è particolarmente colpito tu lo devi aiutare. No, rimani lì, poi tanto interagiamo anche con te. Il concetto è che quando si prendono i momenti, io ripeto e credo sia una cosa molto importante, in Italia lo sport è sempre stato messo bistrattato, proprio tutte le parti governative politiche. Perché io lo faccio per far sì che non lo sia più, ma sì, però non possiamo dare la colpa solo ora. Io ho detto Spadafora, lo sport è trasversale.
tu non devi fare politica nel mondo sportivo. Se ti cerchi un tuo spazio, ti torna indietro come un boomerang. Ma certo, cioè non Marco, è che Diego Bonavina o Marco Marin, perché hanno fatto scherma e calcio, vengono votati da quelli di quella squadra. No? Se vai a chiedergli il voto, quasi sorridono, devono stimarti. Io ho solo detto, nel ragionamento che fai, che non fa una piega, dico che non è, sono stati tutti i governi nella storia delle repubbliche italiane a trascurare il fattore sport economicamente, in tutti i lati, dal lato sanitario, dal lato sportivo, dal lato degli impianti, in tutti. E quindi è una cosa che si tramanda e la storia, mi hanno insegnato, si ripete, e purtroppo lo sport anche oggi è bistrattato perché tutti i governi l'hanno bistrattato. Anche questo non sto dicendo e trovando giustificazione, ma da uomo di sport che lo conosco credo abbastanza bene, non come te che hai fatto le Olimpiadi ovviamente, però credo che sia stato bistrattato dalla parte politica italiana e hanno una responsabilità in tutta la storia delle repubbliche italiane e questa le avrà ovviamente come le altre. Sei d'accordo nei ragionamenti, Fabio Cremonesi, che abbiamo fatto, perché poi dobbiamo parlare anche sotto un profilo tecnico delle palestre, sotto un profilo, stiamo parlando già subito, abbiamo iniziato il ragionamento sotto un profilo economico. Io sono d'accordo, perché chiaramente come faccio a non essere d'accordo? Diciamo che un altro problema oggi è che non siamo in grado di fare, come su tutte le cose purtroppo, e non solo sullo sport, anche su altre cose, ma non voglio fare demagogia in questo momento, non siamo capaci di fare strategia, non riusciamo neanche a capire domani cosa faremo, e questo è un grande problema per noi, perché possiamo affrontare il problema di oggi se io so fra 15 giorni cosa potrò fare. Oggi il mio problema non è solo il momento attuale dove non posso fare attività, non posso neanche fare un programma. Noi come società, come la Chioene, abbiamo sempre fatto programmi addirittura da 3 a 5 anni. Oggi mi trovo in una situazione dove non è, diciamo, da una parte è successo un fatto più grande, cioè un fatto incredibile dove nessuno poteva controllare forse questa cosa, e non voglio anche qua fare nessuna polemica, però non riusciamo a darci o a creare degli step che secondo me invece potrebbero essere fatti. Potremmo fare secondo me una strategia e capire dove arriviamo, dove possiamo essere, dove potremo essere tra 15 giorni, dove potremo essere tra un mese. Invece non possiamo farlo, e questo almeno per quel che riguarda la mia attività sportiva, ma credo un po' tutte le attività del territorio, non riusciamo a dare risposte ai nostri sponsor, non riusciamo a dare risposte ai giocatori, non riesco a capire. Io non so neanche, Giorgio... Però quello che è successo è anomalo, non era mai successo. No, è anomalo, è certo, ma però, come diceva anche Diego prima, alcune situazioni potrebbero essere già più chiare, no? E quindi io, se tu mi chiedi a settembre se cominceremo a giocare a porte aperte, porte chiuse, cioè io oggi non sono in grado di assicurarlo, e questo per noi è un grande problema, anche se credo che a settembre insomma raggiungeremo, se non succede qualcosa di particolare, andiamo a raggiungere un grado un po' più di tranquillità. Nel ragionamento invece ritorno che ha fatto Marco Marin, che ovviamente ha detto che questo governo non dà i soldi dovuti, ovviamente alle parti politiche, sono le parti politiche. Io ricordo che se andiamo, Diego, nell'amministrazione comunale che ha un budget di tot soldi, io credo, e tu mi puoi essere confermare o anche smentire perché non lo so esattamente, che lo sport sia quello che percepisce meno di tante altre problematiche della città, come è naturale sia, quindi questo ha una ripercussione anche a livello nazionale, cioè in una città ci sono problematiche, non so, della gente povera, della gente che ha necessità, dei trasporti, tanti altri, e lo sport per ovvietà di cose viene messo per ultimo anche da voi, presumo, a livello budget. Aiutami se dico una fesseria. Ma intanto sono contento di aver sentito dalle parole di Marco Marin il concetto da cui sono partito io, essenzialmente, che è quello che purtroppo lo sport è dimenticato, e l'abbiamo un po' confermato tutti, no? Questo concetto che è profondamente sbagliato, è profondamente, tra l'altro... Però io vorrei che nel completo sempre, nella storia sempre... No, io voglio fare un passaggino oltre, perché Marco giustamente ha anche un ruolo politico, e quindi si sente il suo retrogusto in tutto quello che dice. Devo dire che, questo con onestà intellettuale, per la prima volta nella storia è stata riconosciuta la figura del collaboratore sportivo ed è stato riconosciuto un bonus di 600 euro
che è stato poi replicato per le mensilità di aprile e maggio, e devo dire che questo è stato un passaggio, per quanto piccolo, però molto importante. Dopodiché qua si può parlare dei massimi sistemi, perché effettivamente lo sport andrebbe rinquadrato, perché giustamente Fabio diceva prima, noi siamo in una situazione nella quale non sappiamo domani mattina cosa succede. Questa situazione, l'abbiamo già detta, Marco l'ha esposta perfettamente, è proprietà transitiva. Sì, ma Diego, scusa, permettimi Diego dirti una cosa, scusa ti interrompo. Non devo insegnare niente a nessuno ovviamente, quindi voglio dire il fatto che avviene anche in Parlamento, come non sono certo e spero e tifo tutto lo sport padovano ovviamente. La questione del collaboratore sportivo, Diego, il collaboratore sportivo che c'è già nel nostro ordinamento vuole dire che chi guadagni, che i collaboratori sportivi non pagano fino a una certa cifra. Sì, Marco, possiamo discutere quanto vuoi su questo, perché io so cosa vuoi dire. Voglio dirti del governo perché, di politica romana, perché sono certo che tu li difendi. Sono certo che chi ha fatto sport difende le persone dello sport. Allora, ma la posizione di quelli che fanno sport, insomma. Allora, questi collaboratori sportivi ovviamente guadagnano in gran parte meno di 10.000 euro, ma ci sono anche, e fanno un secondo lavoro spesso, Giorgio, naturalmente, no? Ma se invece guadagnano 12.000 euro, 1.000 euro al mese stiamo parlando, magari hanno la moglie che fa un altro lavoro, non parliamo di gente, non parliamo dell'allenatore del calcio o di tutti gli sport, insomma, dove guadagnano bene, ecco. Allora, collaboratori sportivi in Italia sono centinaia di migliaia, Giorgio Bardella ce lo può dire, sono più di 400.000. Quando tu metti 50 milioni per i collaboratori sportivi, vuol dire che i soldi, e arrivano le domande il primo giorno, più di 100.000 domande, non è che tu stai riconoscendo i collaboratori sportivi, costringi Sport e Salute, che voi sapete è il braccio operativo del CONI con la riforma, ecco, a dire nei criteri che dentro quei 50 milioni in via prioritaria andranno, e questo ha fatto il governo, andranno solo quelli che guadagnano un massimo di 10.000 euro. Il che vuol dire che un padre di famiglia che ha un contratto con la società sportiva di pallavolo, perché vedo il presidente, piuttosto che di calcio dilettante, di scherma o di ginnastica o di nuoto in piscina, c'è lì il presidente Bardella, che guadagna 1.000 euro al mese, usciva dai criteri, non prendeva neanche i 600 euro. Allora, tu capisci che diventa una discriminazione tra lavoratori di Serie A e dei lavoratori di Serie B. No, Marco, a onor del vero, però non è corretto quello che dici. Scusami se mi permetto di contraddirti, perché è stato esteso anche a quelli che guadagnano più di 10.000 euro. Ti sto raccontando, ti sto facendo, è correttissimo, ti sto benissimo. Non sto spiegando, sto facendo la storia. Perfetto. Sono sempre corretto, possiamo non essere d'accordo, tu sei sempre corretto, possiamo non essere d'accordo, che è una cosa diversa, ma siamo persone per bene. Detto questo, siccome io ho fatto l'emendamento e ho chiesto 200 milioni e ho protestato, adesso nel decreto liquidità arriva che viene esteso, cioè non c'è più il limite dei 10.000 euro, che è una follia, ma siccome stiamo parlando di sport e Giorgio mi fa intelligentemente delle provocazioni, arriviamo sempre, vedi caro Giorgio, arriviamo al punto nodale, che Spadafora ha fatto questa cosa e ha messo questi 50 milioni, pensando che i collaboratori sportivi in Italia fossero 70-80.000, ma invece sono 400.000, e nonostante, se avesse sentito Bardelle, non dico Giovanni Malagò, Bardelle gli avrebbe detto: guarda, in Veneto io non so il numero corretto del Veneto, ma mi fa pensare che in Italia sia 400-500.000. Cioè col pressapochismo non si va da nessuna parte. Però Marco, sono 400.000. Ti dico di più, Spadafora, io sono amico, ti parlavo di Abbagnale e di molti presidenti federali, ho fatto con loro una video call un mese fa, presidenti di federazione, gli hanno chiesto un appuntamento e Spadafora gli ha detto: parlate con il mio staff. A te pare possibile? Ma no, tu vai a affrontare il tema non sto parlando, ti pare possibile, non è riferito a te, dico, parlo in generale, no? Detto a tutti quelli che ci ascoltano. Vi pare possibile, via allora, che chi fa la responsabilità di ministro dello sport, con la storia politica di Spadafora che noi conosciamo, voglio dire, ma lasciamo stare questo, non ascolta un Giuseppe Abbagnale, un Giorgio Scarso, che è il presidente della federazione più medagliata, un presidente della federazione dello sci, e dice: parlate col mio staff, e prepara provvedimenti come quelli sui collaboratori sportivi che non bastano, le risorse non bastano, non dà una lira alle associazioni sportive, dilettantistiche e non. Siamo in un momento difficilissimo, questo ministro è inadeguato.
Ci sono dei ministri bravi, dei ministri meno bravi. Questo ministro, guarda, io vado a Palazzo Chigi la settimana prossima a incontrare Spadafora con la delegazione del mio partito, ovviamente. E gli ridirò le stesse cose. Noi gli vorremmo dare una mano, ma lui non ascolta. Marco, scusa Marco, ti interrompo io adesso un secondo perché tu in questo momento sei il rappresentante politico di Padova nel governo, nel Parlamento, per cui io credo che sia, e siccome hai detto giustamente lo sport è trasversale, ti faccio una richiesta che è importantissima. Cioè si sta ventilando l'ipotesi se Marco si riesce a stare fermo con la telecamera, perché lo vediamo ballare continuamente. Marco, riesce a rimanere fermo un attimino, Marco? Perché siccome stiamo parlando di palestre, Marco, qui abbiamo Padova, ma come in tutti i comuni d'Italia, abbiamo il problema delle palestre scolastiche e delle palestre che sono anche di competenza della provincia. Sembra che i dirigenti scolastici vogliano tenere chiuse le palestre fino a dicembre del 2020. Questo vorrebbe dire far morire lo sport. Quindi dobbiamo cercare di fare far breccia su questa idea, perché le palestre scolastiche devono necessariamente riaprire. Dico, recepisco questo tuo consiglio, questa tua osservazione più che consiglio, che trovo molto intelligente, e ti dico già che se mi mandi 2 righe faccio un emendamento, se no ho capito il problema lo faccio preparare. Non mancherò, Marco, perché per noi a Padova è un problema importantissimo. Credo che le cose vadano fatte per la mia città, che non sarà sfuggito a nessuno di chi è lì da voi, che io e Antonio Tajani 10 giorni fa abbiamo detto prendiamo i soldi del MES, i miliardi, e facciamo l'ospedale di Padova. Cioè, quando parli del bene dei cittadini io non affronto mai col colore politico. La Padova è la mia città e se posso aiutare Padova l'aiuto sempre e costantemente. Quando il governo ha detto che non c'erano i fondi per le zone rosse, il primo che ha fatto l'interrogazione al Premier dicendo che non potevano essere le risorse solo... Marco, posso farti una domanda? Scusa, Franco Bandella, perché un alto dirigente dello sport nazionale mi ha detto che nei tavoli che fanno le linee guida eccetera non è stato inserito nemmeno un uomo di sport o un uomo di turismo, ma sono tutti tecnici, universitari, professori, eccetera, che fanno le linee guida, però senza ascoltare minimamente una persona su 450 di questi tecnici che sono a Roma seduti e che fanno le linee guida di tutti, non c'è un uomo di sport e un uomo del turismo. Questo è stato detto a livello nazionale. Cioè, praticamente, ecco, per cui sono d'accordo con te, che sto Spadafora... Hai perfettamente ragione. Ti ho voluto fare l'esempio, Gianfranco, prima, ripeto, facendo solo 2 nomi. Ho fatto 2 nomi, uno della federazione da cui provengo io, Scarso, che tu conosci bene, e l'altro Giuseppe Abagnale, perché è un amico. Lui ha fatto il portabandiera alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Barcellona, io il portabandiera alla cerimonia di chiusura. Abbiamo condiviso assieme quel grande onore, diciamo, alle Olimpiadi di Barcellona. Siamo amici, l'ho scritto anche oggi. Quando lo sport chiede di essere visto, di essere ascoltato, e questo non ti ascolta, fa un danno tremendo. Quando io parlo col Presidente del CONI, non voglio parlare per lui, tu lo conosci Giovanni, no? Dico Giovanni hai parlato, mi dice sono 4, non lo sento, nel momento che devono essere fatti i provvedimenti. Io ho l'impressione che il ministro Spadafora, io l'ho detto, ripeto, nell'informativa sullo sport, voi sapete, parla il ministro e poi parla uno per gruppo, ma più o meno gli abbiamo detto tutti le stesse cose, perché quando io ho chiesto 200 milioni per 8 mesi per lo sport italiano, il PD ne ha chiesti 500, invece che per 8 mesi, per 20 mesi la cifra è la stessa, no? Se 8 mesi sono 200, l'anno dopo sono 300, l'hanno appoggiata tutti la mia richiesta. Diciamo che ci ho messo il bollino perché vengo dallo sport, ma poi l'hanno chiesta tutti. Quando ha parlato la medaglia di bronzo olimpica onorevole dei 5 Stelle Felice Mariani e gli ha detto ho paura che lei non lo conosca questo mondo. Vedi Giorgio, c'è un problema e ha ragione Gianfranco, se non conosci il mondo e non l'approcci con umiltà, rifiuti addirittura di vedere i CONI regionali, ma perché non li senti? Ma la realtà veneta, ma gli assessori dello sport dei 7 province di Padova, perché non metti insieme? E sente mezz'ora gli assessori dello sport dei capoluoghi di provincia, l'assessore regionale e il presidente del CONI regionale. Ma ci vuole tanto mettersi in fase di ascolto per non sbagliare, perché a Padova avremo qualche problema, no?
Certo. E noi pensiamo che il comune di Padova piuttosto che di Venezia, cito Venezia, del mio amico Luigi Brugnaro, ma noi che è uomo di sport, perché è presidente della Reyer Basket, come tu Giorgio sai bene, no? 2 volte campione d'Italia negli ultimi 3 anni. Ma pensiamo che quelle società sportive di Padova e Venezia non abbiano difficoltà, che il comune dove li trova i soldi? Che non ci sono più trasferimenti. Guarda, Marco, le facciamo chiudere tutte? Marco, ma il governo deve usare la sussidiarietà verticale, che come tu Giorgio sai bene è Stato, Regione, Comune, perché quella verticale ci pensa il Comune a farla. Marco, allora quella orizzontale ci pensa Bonavina a farla Padova. Certo, e poi io però Marco, io credo, Marco, cerco di fermarti e ovviamente di ringraziarti che hai preso, però io credo fondamentalmente, siccome sono un uomo di sport anche più di voi, perché voi avete praticato, io ho fatto volontariato nello sport a Padova per 40 anni, in tutte le attività, conosco tutte le palestre, tutti i campi di Padova e provincia alla perfezione, quindi so tutte le problematiche, il campo con le buche, la palestra che entra acqua, io so benissimo tutte le cose e io dico, caro Marco, che in questo momento tu parli da politico e parli contro il governo e sicuramente hai tutte le ragioni per farlo. Marco, lasciami terminare il concetto e ti sto dando ragione, non ti sto dando conto, però ti ricordo che in Italia ha governato tutti i partiti nella lunga storia delle repubbliche e tutti, anche il tuo presidente quando era presidente del Consiglio, non ha mai investito nello sport come avrebbe dovuto. Questo voglio dire, lo sport è stato trascurato da tutti, oggi hai ragione, ti do ragione, oggi è un'emergenza e hai perfettamente ragione, però qui in Italia lo sport rispetto a altri paesi, dai nostri governi, è stato trascurato. Se ci fosse stato Marco Marin al governo 30 anni fa questo non sarebbe successo, quindi io vado al di sopra delle parti politiche. Tu che sei uomo di sport e ne hai tanti lì in studio, dopo vi saluto, ma ti pare che si può correre veloce continuando a guardare indietro? Assolutamente no. Io potrei portarti lì indietro e non voglio farlo. Io dico che questa emergenza che coinvolge il turismo, tanti settori, coinvolge pesantemente anche lo sport, perché io mi sono collegato che l'assessore tutto giusto, Marco, bisogna guardare avanti. Bonavina, se devo essere formale, stava spiegando le difficoltà del distanziamento dei 2 metri. No? Certo, e Marco, in questo mondo non si è piegato. Devo concludere con te. Sono anche tutte quelle difficoltà che ho ascoltato e che condivido. Ma tu hai il dovere di aiutarlo, perché guarda, le società sportive se chiudono non riaprono, Giorgio. No, sono d'accordo, io sono anche... ma non sono le uniche che se chiudono non riaprono più. Certo, Marco, sono d'accordo, dovresti rimanere qui tutta la trasmissione, so che non puoi. Io non mi guardo all'indietro, però ti ricordo che la storia è storia e la storia poi tramanda e qui in Italia nello sport ha tramandato e nel male. Ti posso salutare, ti chiedo scusa. Posso salutare tutti i tuoi ospiti? Certo, intanto. salutiamo, ciao, ti salutiamo. Ciao Marco. Ciao Marco. Grazie, salutiamo Marco Manin, grazie. Grazie, andiamo a pubblicità. Evviva l'entusiasmo. Evviva l'entusiasmo. Grazie, ciao.